Avvieranno il nuovo anno scolastico in anticipo e con un orario ridotto per consentire ai circa 1400 studenti di ambientarsi gradualmente. Siamo al Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di Agrigento, diretto da Enza Ierna, scuola già in fermento in prossimità delle attività propedeutiche per l'avvio del nuovo anno scolastico 2013-2014. A giorni gli alunni di nuovo ritorneranno a scuola. L'11 settembre inizia l'attività scolastica e quindi i ragazzi riprenderanno. Evidentemente i primi giorni osserveremo un orario ridotto per far sì che passino gradualmente da un clima diciamo vacanziero a un clima dove delle regole purtroppo dovranno osservarle. Evidentemente il Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo con il suo personale per ora sta svolgendo tutte quelle attività propedeutiche sia per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa da rivedere, riformulare, ma anche per diciamo, gli aspetti organizzativi perché evidentemente la formazione di 14 classi prime automaticamente comporta un lavoro anche amministrativo abbastanza diciamo, faticoso. L'organico in linea di massima è quasi tutto completo, mancano soltanto poche ore e quindi questo ci facilita anche nell'assegnazione dei docenti alle classi. La scuola si conferma e si afferma nel territorio, tant'è che avete avuto numerose iscrizioni in più, tanto da aver chiesto al sindaco 3 aule nell'edificio dell'ex Vigili del Fuoco. Noi diciamo un grazie sentito al sindaco di Agrigento perché voi sapete che le scuole secondarie sono di pertinenza della provincia. Abbiamo chiesto al sindaco del comune di Agrigento evidentemente dando la disponibilità di queste 3 aule che però dovremmo sistemare noi, quindi noi come scuola, in quanto la provincia non ha i mezzi finanziari, consentirà di evitare i doppi turni, consentirà quindi alle famiglie, perché sono più di 1460, di non effettuare doppi turni con tutte le conseguenze che ne derivano. Noi pensiamo di risolvere la faccenda entro il 30 settembre.